killers, hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. The story's the end, all a piece of true fiction. They meaningless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Who'd you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, conjured lights, which a gift or a curse. A reality made of dreams. So many champions of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. He could write a new story like Tom's and before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. You are powerful, you are beautiful, you are deserving of our love. The shuttle is ready. Perché qui era mutato il microfono? Perché? Perché OBS mi fai queste cose? Grazie, sir. Perché? Perché? La domanda è lecita. Era completamente disattivato il microfono, va bene? Guarda, una volta tanto lo devo dire. Sì, se non ci fossi stato tu. Quindi risaluto Pierluigi. Io inizio già ad arrabbiarmi stasera perché controllo tutto prima e va sempre bene. Poi entri in live, pam, e succedono le cose. Tutto a posto. Pierluigi, sì, l'abbiamo quasi finito. Ripeto la risposta di prima. Ci mancano due porte, però, così come finisce una vita e finiamo un gioco, così domani ne iniziamo un altro, perché domani arriva lui. Domani c'è lui. Penso iniziamo verso le... Non lo so ancora quando riesco ad organizzarmi per giocarlo. Però ci mettiamo lì e ci facciamo 8 ore. Però fisso. Ma ragazzi, mezzanotte.
No, guarda, ho visto un'oretta fa, diceva tra 10 ore. Quindi penso ci voglia un pochino di più della mezzanotte. Io comunque un cecchino il molo lì aspettate un attimo. Ecco. No, niente, è proprio Outlast come l'altra volta. Allora non era un problema. No, ti metto anche prestazioni ultra. Ma aspettate, proviamo così. C'ho la soluzione, fermi. 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 Mo ve l'aggiusto io, fermi tutti. Adesso si sblocca, guarda. Guarda come si sblocca. Guarda come si sblocca. Si è sbloccato. Sir, mi pare c'eri tu quando provai a streamarlo. No, era Alessandro che si collegò. Niente, gli dà proprio fastidio. No, ma c'ha le sue cose pesanti, OBS. Adesso come mi vedete? Che mi sembra... ecco qua, a posto. Si è tranquillizzato. Ok, e fino a qua ci siamo. Ora io lo ricarico con le DirectX 11, che secondo me è quello che fa fare un pochino gnagni. Ora ho il controller scollegato, quindi non posso controllare quanto tempo manca, ma so che si sblocca a mezzanotte sia Re Fantasio sia Dragon Ball. Va bene, io a mezzanotte provo a dare l'avvio. Questo potrebbe portare al fatto che ci resti sveglio tutta la notte. Potrebbe accadere. Potrebbe. Allora. Quindi DirectX 11. Stiamo un pochino ai dettagli medi. Così. Allora. Vediamo se così gli piace un pochino di più. L'audio del gioco si sente? Ok, caricati gli shader, fai tutto quello che vuoi. Cioè, minchia, col computer fisso che era molto meno potente del portatile, giocavamo senza problemi. Con sto portatile non riesco a giocare ad Outlast. Cioè, ma davvero stiamo facendo? Io al momento vado, torno appena finisco di sistemare quelle 4 cose al lavoro e ci sarò. Oh, bravo, sir, finalmente. Si sente l'audio del gioco? Mi riuscite a dire solo questo cortesemente? Aglia. Fammi vedere un attimo. Allora. Perché pure qui prima andava e quando andiamo in quel test che fa casino. La prima volta proviamo lo standard, anche perché non sappiamo che cazzo ci aspetta qua. Ok, allora. Salve. Al massimo ci mettiamo su Discord se ti metti a giocare tutta la notte. E guarda, io ho una commissione da fare domani mattina. Uno, se riuscissi a spostarla
pensierino non sarebbe del tutto sbagliato, sai? Allora, vediamo se stavolta si sente l'audio di gioco. Ok, dottor Sir, grazie mille. C'è tutta la scena di Outlast in casino. Vabbè, domani me l'aggiusto. Allora, mettiamo la chat. Faccio un pochino più bassa così mi vedo meglio. No, Pierluigi, non l'ho vista ancora perché sono stato un po' occupato con alcune cose oggi. Mi sono tolto tutto da mezzo perché domani così mi dedico al Re Fantazio. Dopo, prima di andarmene a letto, mi metto lì e... Che cazzo sta facendo? Va bene. E me la vedo. Non è normale questo qui, giustamente. Allora. Riproviamoci. La prima, come si suol dire, è dei fessi. Sono stato fesso, quindi va bene. Allora, e fino a qua sta andando ancora tutto bene. Ora, se noi entriamo nella terapia, Please proceed. al momento Luigi, mi confermi, sta andando tutto bene, giusto? Io non c'ho nessun messaggio di errore, ho capito dove devo vedere. Allora. You cruel son of a bitch! Penso sta andando perché non sta grattando neanche a me, Lui grosso e fa male. Lui non stronzi. Lui vedrà questo messaggio che tipo sarò già arrivato al lavoro per quanta latenza c'è. Sir, non ce n'è proprio latenza. Sir, stai toppando. Sir, non toppare. Che cazzo è mo qua? Salve. Non so, io vado, Salvatore Cargo. Vi vedrò cagare rosso e morire. A tutti. Va bene. Va bene. Come volete voi. Allora. Dove il laboratorio di droga. E va bene così. Salve. C'è qualcuno? Ok. La chat è un po' lenta. I valori della chat non li ho mossi proprio. Cioè nel momento in cui scrivi appare dopo un po' il messaggio? Che sta succedendo? No, ecco qua, nessuno sveglia nessuno. Tranquillo. Mettiamoci il mattone. No, no, Pippo Baudo. Pippo Baudo. Pippo Baudo, gas di Pippo Baudo. Gas di Pippo Baudo. Suca. Suca, 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 suca. Suca, suca e suca. Mortacci tua. Mortacci tua. Allora. A questo punto. Questa qua l'apriamo. Un po' di cura. Andiamo un po' di questo. Ci serve qualcosa per la pazzia. Allora, se andiamo su. Dobbiamo premere questo pulsante. Oh no, eccolo là. Oh no. Use a dream. What's that fucking racket? The fuck are you crying about?
Tu c'hai un'arma da fuoco. Aspetta un attimo, giovanotto. Come la mettiamo a nome, scusami? Mi puoi far fuori da lontano? Ok, questo è un problema grosso. No! Vai via. Va bene, va benissimo. Vuoi più bene alla mamma o a papà? A Pippo Baudo. In questo caso sì, voglio più bene a Pippo Baudo. Questo mi vuole sparare e non sta dando bene con la testa. Allora. E a questo punto trovo il laboratorio di droga. Scusate, dove vi drogate voi di solito qua? C'è tua? No, qui c'è ancora Giovanni che gira? Io giro perché non so dove cazzo dobbiamo andare. Di certo non lì. Di certo non lì. Scusa. Respira. Con calma. Con tranquillità. Vediamo prima da quest'altro lato cosa c'è a sto punto. Laboratorio Chemco. Mi sa che qui fanno la troca. Allora, di qua non possiamo andare. Però possiamo scendere giù. Zitti zitti, quatti quatti. Attimo che mi viene vicino, gli tiro un cazzo appresso. Da un po' che non me lo vedo. No. Suca. Corri, 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 corri. Scappi, c'è il Nemesis. Via. Chiudi. Abbiamo trovato il laboratorio della droga. A posto, ottimo. Bene. Allora. Ah, basta. Basta tu. Allora, che dobbiamo fare? Tira la leva. Tiriamo la leva. Inizia la produzione di droga. Va bene. Scivolo. Chi è uscito? Metti la droga a cuocere. Suca. Aspetta, forse ci sono due leve da premere. No, 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 no. Perché? 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 Vabbè, tanto così ci fa trovare la cura. Via. Dov'è? 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 Prendi, prendi. Ok. Allora, tutto a posto. È successo qualcosa? Niente. Allora, dobbiamo andare a cuocere la droga. Per mettere a cuocere la droga, che devo fare? Devo mettere... Riempi di droga, ok. Scusi, mi dà un po' di droga? Al bambino serve la medicina. Oh! Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, là c'è un laser. Allora, possiamo disattivare qua. La droga.
Ah, la dobbiamo passare dall'altro lato, ok. Bene. Zitti. Zitti tutti. Se passo su sto raggio faccio una brutta fine. No, no, no. Giangiangelo. Giangiangelo no. Suca. 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 Non ti avvicinare, sa? Come si toglie l'oggetto da mano? Ok, a posto, si è tolto. No. Fa niente, non fa niente, non fa male, non fa male, non fa male. C'è la vecchia bacucca là dentro. Mi avvicino là, sono fottuto. Son of a bitch! I got a condition! Salve. Brutta, 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 brutta situazione. Vai, vai di là, vai, 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 vai. E salta dall'altro lato per piacere. Still on the job. Good money all around. Ok, un po' di zucchero. No, vai via tu. Oddio, Pippo Baudo pure qua. Luca. A posto. Seminato. Metti droga. Ok, si aprirà una zona nuova. Spingi il carrello fino al deposito ferroviario per riempirlo. Che giustamente ne dobbiamo prendere altri. Ok. Luca. Ok, allora. Questo a sto punto sì. Jesus! Why do that? Posso? Vai, vai, vai. Vai. Vai così. Zitto, 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 zitto. Shh, ragazzi, non è successo niente. Vai, vai. Vai. Vai, spingilo, spingilo. Spingilo. Vai. Vai così, vai, vai. Madonna mia, non ci credo. Vai così. Bello, piano piano, dolce dolce. Ma che alto. Vai, vai. Ottimo. Scusi, latte avariato. Riempi il carrello di droga. Va bene.
Ok, dobbiamo prenderla giustamente noi. Cos'è sto simbolo? Va visto da qua dentro. Allora, tanto fascicolo. Occhio. Che cos'è sto? Decodificatore di simboli. Oh no, un'altra novità. Oh no, ragazzi. Allora, batteria. Usa il decoder per ottenere codici dei simboli proiettati nell'ambiente. Tieni premuto RT per decodificare un simbolo allineato nel raggio d'azione. 360. Ah, ok. Simpatico. Quindi vado qua. Faccio 3, 6, 0. Easy, abbiamo la troca. It's mine. It's goddamn mine, and I'll skin, salt, and fuck any roach scumbag that tries. No, no, ma noi stiamo facendo terapia. Lasciaci fare. Lascia fare. Fatti i fatti tu. Dove hai aperto? Ok, da quest'altro lato. Bene. Dobbiamo trovare cassaforte e simbolo corrispondente. Pentagramma. No, è qui, è qui, è qui, è qui, è qui. Nasconditi. Nasconditi. Non fare il minimo rumore, zitto. Andato? Salve. Allora. Non so come si comporta quando mi attacca. Allora, il punto adesso è trovarlo il pentagramma. Di qua un c'è. Sarà qui dentro? Assolutamente no. C'è una scimmietta però. Vabbè. Perché no? No, signora. I can't. I just can't. No. Di qua non possiamo ancora uscire. Oh, 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 oh. Questa è buona però. Aspetta, aspetta, aspetta. La porta speciale. Allora, 2 interruttori. Uno è qui. L'altro è là. Ok. Vai, 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 vai. Troppo rumore. Allora, bustati proprio tutto il mondo. Sì, sì, vai, vai. A posto. Luca. Ok, batteria, bibitozzolo, il passepartout. Passepartout ce lo mettiamo al posto della batteria. No, non nell'armadio. Giustamente stai carico, che cazzo vuoi? Ok. Bene, ci siamo potenziati, a posto. Però ci serve sempre braccobaldo. Ok, facciamo così. Brutto, 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 bruttissimo. Super brutto. Oh, baby, if I was going where you're going. Andiamo a vedere sopra. Healthy respect for authority is key to productive healing. Lo stiamo trovando nell'altra cassaforte, ma nemmeno il codice. Facci tua. Pentagramma, dove sei?
Non c'è niente, non trovo niente. No. No, no. Culo. Ho un accenno e poi vedo io dove allinearlo. Non penso assolutamente sia qua dentro. Il problema dopo è tornare indietro. Allora. E di qua niente. No, niente da fare. Devo ok. Andiamo a vedere da quest'altro lato, ma non so proprio. Oh, aspetta però. Qui c'è il teschio. Ah, ok, quindi iniziano a muoversi quando siamo vicini. Allora. Teschio 986. Metti che l'altro è il teschio, no? Troviamo la cassaforte. Ok, noi continuiamo a girare. Qua non c'è niente. L'unica cosa potrebbe essere di qua. Che cazzo è stato? Sono inciampato? No, no. Biberon, sì. Qui non stava tanto bene e non sta tuttora tanto bene. Respect for authority is key to productive healing. Ok, siamo andati in tondo. Ok. Vediamo cosa noi abbiamo perso qualcosa. No, ma avevamo già... Ah, ecco come fa il latte. Ah, va bene. Ok. Sì. Sì. Lui è il boss del latte. Va bene. A questo punto l'unica cosa sono le scale e andare giù. E le scale... O di qua addirittura. Qua si taglia dall'altro lato. Andiamo giù. Non è che è uno dei container qua vicino? Qua niente. Ok, allora andiamo giù. Quanti documenti sto trovando? Oh, attenzione. Attenzione.
108. Ok. Quindi abbiamo fatto tutto il giro, era vicino. E qua dentro qua. Allora, 108 qui. 108 qui. Teschio. Ok, va bene. Va bene. Non mi ha visto, non mi ha visto. Non so come sia possibile. Non lo so. Non lo so. Vieni qua. Oh no, oh no. Suca bimbo. Oh no, abbiamo sucato noi. Zitto, zitto. Oddio. No, ma mi hai preso proprio. Zitto, zitto. Zitto con calma, con tranquillità. Vai di là, vai. Vai. Esatto, tu vai di là. Eccolo qua. Cos'era? 108, 109. Ah, ma dobbiamo rispostare quello però. Andato? No. Spingi, 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 spingi. Spingi, spingi, ce ne dobbiamo andare. No. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo. Mancato. Mannaggia la miseria. Anche oggi il Team Rocket ha fallito. Oh no, 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 no. Salve. Ma Giovanni, perché? Allora, tu spingi e non ti preoccupare. Spingi, spingi, spingi. Tu spingi, spingi, spingi. Non pensare a niente. Spingi. Tu spingi, 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 spingi. Culo. Su qua. Posto per nascondermi. Dai.
Dai, che così non facciamo aspettare neanche tanto Christian appena arriva. Vicino. Lui comunque non ci vede. Devi rimettere la chat che si è abbassata. Ma vaffanculo. Ma vai a quel paese. Via. Non puoi avermi visto uscire. Non puoi. Non puoi. Non puoi proprio. Chi è adesso? Ah. Ma tu sei cieco, come fai a vedermi? Mettiamoci qua sotto e aspettiamo che passa. Così, ve frego. Ok, vai così, adagio adagio. Tutto tranquillo, tutto sereno. No, 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 non mi hai visto, non mi hai visto, non mi hai visto. Affanculo. Cazzo, ci sono i lasers. Corri, corri, corri. Ok, aspetta, facciamo così. No, poi come risalgo? No. Dov'è? Brutto posto. The adventure. Won't know what your limits are until you've gone. Every inch is worth a scratch. Just need a little protein. My clumsy little darling. Stings a little, but ain't bad. Scendi giù, scendi giù, scendi giù. Scendi giù. Zitto, 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 zitto tutto, zitto tutto. Zittitevi. Bravissimo, vai di là tu. La portavo a mano. Facevo pure prima. Il problema mo è lui qua dentro. Basta solo che non esce. Vai, vai così. Nel frattempo come si collega Christian? C'è. Eccolo qua, è arrivato Christian giusto in tempo. Finiamo sta terapia perché sono riuscito ad arrivare. Sì, sì, è la mappa nuova, sono riuscito ad arrivare e a completare la seconda parte. Mo mi manca l'ultima.
Ma è bella pepata, eh. Ok, riportiamo la droga di là. Allora. Facciamo uno. Andiamo a fare pure così. Per me è nuova, non l'ho mai fatta. Proprio nuova, nuova, nuova. Allora. Dai, di qua. Quindi droga. Tu questa già l'hai fatta? Ah, vaffanculo. No, mi interessa. Mi interessa. Non mi interessa. Vieni, 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 vieni. Luca. Vai, prima che viene. Vai, 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 vai. Tutto bene per il resto, Cri? Suca. 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 E solta di là, benedetti Dio. Sono due. Sono due. Dai che stasera vedrei quanto è bello il controllo. Io mo so che non lo tocco. Un annetto e mezzo. So 2 anni, minchia, gli sono andato in faccia proprio. Hai rotto il cazzo. Cazzo. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Semplice. Semplice. No, non l'ho caricato, fermi. Andiamo da quest'altro lato. Heroes never die. Vai, vai, vai. No, no, perché hai fatto questo brutto gesto atletico? Pure Pierluigi me l'ha detto, non capisco perché ci sia sto lag con i messaggi. Cioè, ho tolto tutti i lag possibili alla connessione, adesso laggano i messaggi. Come si spiega questa cosa? Allora. Adesso che devo fare? Pronto alla droga? Oh no, dov'è il veleno adesso? Dove si trova il veleno? No. Via. No, no, che cos'è sta cosa? Labirinto a tempo pure. Vaffanculo. Ho capito, ma quante cose ci mettete? Vai, 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 vai. Vai, vai. Versa tutto, versa bene. A posto. Abbiamo finito? Oh no, ancora. Oh no. Oh no. Pippo Baudo. Perché sei tu, Pippo Baudo? Dove lo trovo? Sì, vabbè. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Salve. Salve. No, no, tutto bene. Suca. Devo andare sulla barchetta di fronte. Ecco, allora. Madonna mia. Il cargo si trova giù. Quindi io faccio un amabile giro qua. Salve. Oh, che carina questa stanza. Cazzo, c'erano i raggi. Aspetta, aspetta. Ah.
Volevi. E non posso ancora entrare qua dentro. Oh. E di qua si esce, ok. Ma. Quindi qua dentro. Ah, ecco, ok. Salve. I veleni stanno in casa. Brutta cosa, brutta cosa. La zona nuova è questa qui. Devono sta qua da qualche parte. E ne so solo due però. Ecco, è tornato anche Sir. A posto. Sir, sei arrivato al lavoro? Niente. Vai così. Allora, sono qua da qualche parte. Ragazzi, le impostazioni dei messaggi è proprio una di quelle cose che da quando ho fatto le prime live non ho mai cambiato. Cioè, non so perché stanno laggando i messaggi oggi. Qua qualcosa deve laggare. Se non sono io, sono i messaggi. Ma non saprei neanche in quali impostazioni andare a vedere. No, stiamo girando in tondo come dei conigli. Che ore sono? 40. Vediamo 5 minuti se c'è il punto di svolta. Altrimenti switchiamo. Fuga. Signora Lestiad là dentro. Si faccia i fatti suoi. Eccolo qua. Uno trovato. Il problema adesso è portarlo indietro. Allora. No, allora facciamo così. Stacco e inizio a preparare con control perché sennò giustamente ho pure avvisato Christian, si fa troppo tardi. Questo poi me lo recupero e lo facciamo in live una di queste sere con più calma. Però la prima parte siamo riusciti a farla. Vediamo di ripetere fino a qui e vediamo il da farsi. Che non so quanto tempo ci potrebbe volere. Gli obiettivi più l'ultimo finale va a finire, si fa troppo tardi e stasera c'è control. Allora, vediamo un po'. Nel frattempo voglio leggere sta cosa.